Buongiorno Italia! Buongiorno un cazzo. Fa un freddo vecchissimo. Allora di buongiorno Italia, continua a fare un freddo becco, per fortuna non c'è più il vento di ieri, aspetta che non urlo perché tanto il mio microfono sta a fotocamera, non serve che urlo ogni volta. Come puoi vedere adesso siamo ancora in quel parcheggio vista lago, quello è il lago no, che ti ho già puntinato. Adesso, visto il freddo, la possibilità di pioggia eccetera eccetera, non andiamo in bici dove c'è il tempio e tutte quelle cosine là da vedere. Adesso vediamo cosa mi ero segnato, c'è anche il museo della Cadillac, è solo che è tipo 1,8 km Giovanni? Sì. Vabbè, vediamo dai, tanto noi andiamo, perché comunque una passeggiata ci fa bene dopo tutto quel guidare, insomma ci vuole. Vedi, il mio problema della stufa che si spegne con forti raffiche di vento l'ho ovviata in questa maniera, mettendomi io a fianco al Giovanni in modo che la parte diciamo dove entrava da sotto aria nella stufa viene coperta dal suo camper. Difatti ha tirato un vento boia ma problemi zero, la stufa è rimasta sempre accesa e bene così. E vedi qua fuori casa questa era la palestra no? Che abbiamo usato ieri sera. È fantastico perché ci sono tutti gli attrezzi no? Vedi? Io ho fatto questo per stirarmi le spalle, praticamente tu quelle maniglie in alto le tiri e queste fanno sì che viene alzato il tuo peso, ossia la seggiolina ti alza, quindi ti tiri su tu verso l'alto. Ah, e nell'eventualità nel lato sinistro ho anche il campo da tennis, se io in camper ho le racchette. Nell'eventualità, cioè proprio l'eventualità. Senti le sirene come sono qua. Ma come le nostre. No, un po' America questa però. Aspetta perché volevo mostrarti l'outfit e questa volta non c'è neanche tanto da scherzare perché Zingano è seriamente alla moda del posto, ossia braghe mimetiche perché qua sono tutti vestiti mimetici, quelli da pochi skate da marcare e scarponazzi tipo da montagna, no? E Giovanni c'è simile anche lui, cioè ci siamo proprio mimetizzati da ungheresi a livello pro, cazzo. Sostanzialmente in questo momento sono la Ferragni della situation. Buono cazzo. Molto buono. Aspetta che cammino con fare un po' così adesso, no? Perché sono un zingano di moda. Aspetta c'è la pula che non mi fermino, non mi facciano l'alcol test. Sto a tutto. Però ragazzo, guarda che organization. Allora, a sinistra ci vanno i pedoni e i pedonini. A destra le biciclette e hanno anche diviso i sensi di marcia, no? È fantastica sta roba. Cioè in realtà da noi funziona, no? Che quando tipo sei a Jesolo c'è la pista ciclabile no? È piena di persone e l'isola pedonale è piena di bici e noi ora ci osserviamo un attimo i dettagli di queste casette. Cazzo, quando faccio la voce tipo da documentario, porca troia, e curati questa, guarda che roba, guarda che roba, ciao gatto, guarda il miso forte, strana, tutto strano. Ragazzo, se passi in Ungheria io ti sto puntinando tutto. E qua siamo in questa cupola che si chiama praticamente Helikon e qua dopo non riesco più a leggerlo, Emlekmu, una roba del genere. Oh, pizzeria Donatello, ciao Donatello, saluta! Giovanni si chiede perché lo guardano male quando chiede il latte macchiato. Sai che vai là in Ungheria, nell'Ungheristan e gli dici un latte macchiato per cortesia, grazie, no? Ti dico che cazzo vuoi? Ah, scherzo, vabbè, se gli dai il cash è così. No, devi
Questa ragazza era la chiesa cattolica Magyarok, non so come si pronuncia, però intanto io te lo scrivo. Lo strano dell'Ungheria, senza che nessun tuo ungherese si offenda, è che è un misto di abbandonato e antico. Molto bello però. Però musei che hanno qua. Allora, il museo Sklos Festetics, quindi il museo delle zozzerie. Questo non si capisce niente. Questo è il museo delle locomotive. Museo Balatoni, Balaton Museo, non so, il Balaton è il lago. Museo della radio. Museo di non so cosa, delle statuine. Il museo del marzapane, museo delle farfalle, museo delle stufe, no, cos'è sta roba? Museo delle Cadillac e 50.000 altri musei. Cioè, arrivare fino in Ungheria e sentire le canzoni di Neck che girano, no ste robe fioi, no dai. Cioè, praticamente qua ti trovi una villa a 30.000 euro. È una villa, Secondo me è un appartamento. però dice 800 metri. Ah. 800 metri quadri sono una villa. Allora Italia, qua ci sono decine e decine di musei, ma veramente non sto scherzando, veramente a decine, quindi non so neanche se te li puntinerò tutti. Adesso siamo davanti all'entrata del castello di Helicon, che è anche un museo tra l'altro, cioè potevano non fare il museo. Entriamo.